E effettivamente avrete notato anche voi che c'è stato un picco, un'escalation di questo fenomeno. E allora la risposta deve essere adeguata. Il comandante della Legione Veneto guarda in faccia il problema. Rapine, furti, assalti ai bancomat sono ormai all'ordine del giorno, una vera e propria escalation che non può passare inosservata né deve passare sotto silenzio. Così i carabinieri ora mettono in campo tutte le proprie armi per combattere la nuova ondata di criminalità. Non pistole e mitragliette, ma computer e laboratori d'analisi. Servirà un po' per dare una mano una mano tecnologica nelle varie indagini. Il RACIS aprirà a strettissimo giro un reparto a Verona, una struttura che servirà a dare risposte immediate anche alle tante indagini trevigiane che prima finivano per intasare i laboratori del RIS di Parma. Del resto le organizzazioni hanno alzato il tiro, uno degli esempi è l'esplosione del bancomat di Nervesa. Per farlo saltare in aria non è stato usato il classico acetilene, ma polvere pirica. Stiamo vedendo che questi professionisti del crimine, che sono divisi in bande diverse, non è la stessa banda, molto spesso non si fanno scrupolo di usare cariche esplosive sempre più potenti. Per fare il punto, il 10 dicembre verrà anche convocato a Venezia un tavolo regionale con prefetti, questori e comandanti dei carabinieri dell'intera regione. Ci sarà questo confronto di idee e poi verranno assunte anche delle decisioni importanti su come avviare o proseguire sul contrasto a questi fenomeni.